Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Quinto giorno del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena nel segno del Gran Premio Roma. Insieme alla Coppa delle Nazioni la categoria più attesa e più impegnativa. Mentre entriamo in collegamento, si è appena conclusa la prima manche. Vi ricordo la formula del Gran Premio Roma Trofeo Renault, che prevede una prima manche alla quale hanno partecipato 54 binomi, qualificati per la seconda manche il miglior 25%, vale a dire 14 binomi, 7 con percorso netto e altrettanti con 4 penalità. Intanto il pomeriggio si era ancora una volta tinto d'azzurro con il premio Aventino, categoria di caccia, vinto da Emilio Puricelli su Pasha du Madon davanti al campione del mondo, il francese Eric Navet su Rosier. Al terzo posto Soren Knudsen per la Danimarca in sella Rainbow, dunque per il cavaliere danese un altro piazzamento dopo le due vittorie già ottenute in questa 60ª edizione. Al quarto posto Philippe Gerda per la Svizzera su Lucinda quarta. Ancora una vittoria italiana, ancora l'inno di Mameli per il premio Esquilino, categoria contro il tempo. Vittoria per Gianni Govoni, Italia, Fontana di Papa Imperial King davanti allo spagnolo Fernando Furcade e a Uberto Lupinetti ancora per l'Italia. Fra qualche istante ci occuperemo della seconda manche del Gran Premio Roma. Vi ricordo che la classifica definitiva sarà stilata con la somma delle penalità della prima e della seconda manche. In caso di ulteriore parità si disputerà un barrage con un occhio al cronometro. Non tutti i binomi che hanno commesso 4 penalità passano alla seconda manche, soltanto i 7 con i tempi migliori. Intanto accanto a me in postazione ho il presidente del comitato organizzatore di Piazza di Siena, Fabrizio Finesi, a cui vorrei chiedere naturalmente, come di consueto, quali sono stati i problemi logistici per un'organizzazione che è sempre problematica, non avendo Roma una sede fissa come per esempio Aquisgrana per un concorso di questo tipo. Certo che purtroppo noi dobbiamo costruire tutta questa attrezzatura per 5 giorni di durata di gare e in un certo senso sembrerebbe quasi illogico, ma d'altra parte noi siamo costretti poi immediatamente alla fine della manifestazione a distruggere tutto ciò che è stato fatto, perché
la piazza di Siena deve rimanere sempre integra e sempre con le finalità e le peculiarità che deve avere un parco aperto al pubblico. E di difficoltà ce ne sono sempre infinite, perché naturalmente a parte quelle che possono essere le difficoltà di costruzione, ci sono delle difficoltà per ottenere i vari permessi, le varie autorizzazioni, e che speriamo che almeno per il prossimo futuro, con la speranza che si possa effettuare ancora Piazza di Siena, si possano ovviare a queste difficoltà, in quanto l'assessore ci ha promesso che la sistemazione attuale sarà quella che rimarrà almeno per altri 5 anni. E con questo noi potremo cercare di affinare e migliorare quelle che sono tutte le varie attrezzature che forse in qualche cosa sono mancanti o almeno non perfette. Io ringrazio l'ingegner Finesi, il cui posto è prontamente preso dalla capo equipe italiana Lalla Novo, sorridente. D'altronde i risultati della squadra italiana qui a Piazza di Siena ci sono stati. Vi ricordo la vittoria nel primo giorno di Guido Dominici nel premio delle Azalee, di Gianni Govoni nel premio Comune di Roma, poi ancora a bersaglio Jerry Smith nel premio Viminale, bis di Guido Dominici nel trofeo Barbour, poi un terzo posto dignitoso in Coppa delle Nazioni alle spalle della Francia e della Svizzera. La vittoria spettacolare di ieri ex aequo con Dirk Demersman per il Belgio da parte di Bruno Scolari su Sacmo, e poi i 2 successi di cui vi ho già parlato nella giornata di oggi da parte di Emilio Puricelli e ancora di Gianni Govoni. Dalla Novo, allora intanto un bilancio, anche se occorrerebbe aspettare l'esito di questo Gran Premio Roma prima di sbilanciarsi un pochino, un bilancio di questi 5 giorni di gare. Le vittorie sono sempre un segno positivo, anche se naturalmente vanno prese con tutti i se e i ma che una partecipazione ridotta di 2 squadre possono chiamare in causa. Ecco Lalla, io ho parlato di terzo posto onorevole dietro un colosso come la Francia, dietro la Svizzera che ha piazzato 3 binomi nei primi 4 nella finale di Coppa del Mondo. Abbiamo visto quella scena di 2 cani, uno grandissimo, uno piccolino. È una lotta impari che però in un domani, in un futuro, speriamo non troppo lontano, si potrà fare. Certo, io però ho sempre detto che più che il posto in Coppa e il numero in classifica, noi avremmo dovuto tenere d'occhio il nostro divario dalle squadre più forti. La squadra più forte in assoluto e fino a prova contraria in questo momento è la Francia, campione del mondo. È inutile elencare qui i titoli che vanta, i cavalieri di che allora si caricano. Il nostro vantaggio è stato certamente contenuto rispetto a quello degli ultimi tempi. Io questo lo trovo in assoluto un ottimo risultato. Ecco, io ho già ricordato nei giorni precedenti che ci sono assenze importanti come quella degli inglesi, quella dei tedeschi, quella degli americani che ogni tanto varcano l'oceano, però è indubbio che nella squadra italiana c'è una nuova mentalità, una nuova voglia di vincere. A questo proposito credo che tu debba un grazie particolare a qualcuno. Io devo un grazie particolare a tutti quelli che hanno lasciato da parte ogni polemica, ogni personalismo per collaborare tutti alla ripresa di questa equitazione italiana. E poi c'è qualcuno che ha fatto qualcosa in particolare, no? Ma anche, guarda, anche dei cavalieri, dei vecchi cavalieri ci hanno dato una mano. Il Vittorio Orlandi, a furia di sentire parlare di queste difficoltà che noi trovavamo quando andavamo all'estero, d'accordo con noi, d'accordo con tutta questa equipe che ha lavorato per questo appuntamento, ha cominciato a programmare anche della venuta di direttori di campo stranieri in Italia, che non sono certo migliori dei nostri, però è evidente che sono differenti, perché ogni direttore di campo costruisce dei percorsi riportando delle difficoltà tecniche differenti. Vittorio Orlandi ha fatto tutta una preparazione che fortunatamente non si termina qua, una programmazione che proseguirà ancora.
nel futuro e ancora nell'autunno con altri direttori di campo. Tutto questo, in più aver avuto la disponibilità di tutti questi binomi, in quanto vincolati dal fatto di essere PO, per una programmazione di gruppo, averli avuto sotto osservazione, aver potuto intervenire sui loro programmi, sulle loro partecipazioni, certamente ha aiutato ad arrivare qui in forma, non stressati dalle selezioni come facevamo tanti anni, ma cercando di calibrare la preparazione per ognuno. Mentre il regista Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'esterna 4 di Roma, ci offre una panoramica del campo ostacoli di Piazza di Siena, io rivolgerei ancora una domanda a Lalla Novo in attesa della seconda manche del Gran Premio Roma e vorrei riferirmi a Bruno Scolari, che inizialmente addirittura non doveva essere presente, secondo qualcuno, qui al concorso ippico internazionale. Ieri ci ha offerto una splendida emozione vincendo, sia pure in comproprietà con un avversario, la spettacolare prova di potenza. Bruno Scolari era stato selezionato in base ai risultati ottenuti con un cavallo che, arrivato qui a Roma il primo giorno, è stato colto da febbre, quindi non avrebbe potuto essere utilizzato. A quel punto si proponeva a noi la possibilità di sostituirlo con una riserva, ma ritengo che il passato degli atleti abbia sempre tenuto d'occhio. Noi abbiamo creduto che Bruno Scolari, anche con un debuttante a Piazza di Siena, avrebbe potuto difendersi. Sapevamo che questo cavallo aveva già passato dei muri di potenza importanti nel passato. Abbiamo voluto dare una prova di fiducia al nostro cavaliere, che anche se è giovane è uno che certamente ha già un passato internazionale alle spalle, ci ha dato ragione e speriamo che sia di un grosso entusiasmo per lui per riportarlo nell'ambito internazionale, dove da un paio d'anni mancava. Ringrazio Lalla Novo, capo equipe della squadra italiana, e prendiamo confidenza con i 14 binomi che disputeranno la seconda manche del Gran Premio Roma. Allora, vediamo intanto i 7 con percorso netto. Per l'Italia Arnaldo Bologni su Moccaido, per la Spagna Luis Astolfi in sella a Finolaina, per la Francia Michel Robert su Nonix, ancora per la Francia V. Godignon a Caicchidam de Revel, per l'Italia Stefano Cesaretto su Louis XIV, che ha ottenuto oltretutto il miglior tempo nel primo giro. Poi ancora per la Svizzera Willy Melliger su Moët Chandon Quintassi, per il Belgio Dirk Demersman su Kenwood Edelbert, che è stato il cavaliere belga, il rivale fino all'ultimo di Bruno Scolari nella prova di potenza. Si qualificano per la seconda manche con 4 penalità il francese Hubert Bourdi su San Patrignano Rassia du Poncel, Thomas Fuchs per la Svizzera in sella a Dilano, Rudolf Letter ancora per la squadra elvetica con Cartier II, Ludo Filippa Herz, Belgio, Optibeur Fidelgo, poi ancora l'italiano Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò, l'altro azzurro Fabrizio Ambrosetti con Leghe White Gate, lo spagnolo Enrique Sarasola su Garan. Per quanto riguarda gli altri italiani, sono fuori Diego De Riu con Loro Piana Polidor 20 penalità, Giorgio Nuti 12 penalità con Gauguin, Gianni Govoni con il suo Larry 8 penalità, Luciano Campagnaro su Yokohama Emily ritirato, Massimiliano Baroni 4 penalità, però un tempo peggiore degli altri concorrenti con Rocco Quinto, Natale Chiaudani ritirato, Valerio Sozzi con Gisovat Pamina 16 penalità,
quindi ancora Gianluca Gorla, debuttante a Piazza di Siena, si era ritirato nella prima manche. Guido Dominici, peccato, esce fuori con un solo errore con Roy de la Fage. Insomma, ci sono 4 binomi italiani nella seconda manche del Gran Premio Roma. Un Gran Premio Roma che nel suo albo d'oro ha iscritto nomi importanti. All'entrata in campo del primo cavallo. Per quanto riguarda l'Italia, vi ricordo i successi a ripetizione di Raimondo Piero Dinzeo, di Graziano Mancinelli. L'ultimo successo azzurro nel Gran Premio Roma risale, pensate, al 1976 con Piero Dinzeo su Estrolight, uno dei protagonisti, uno dei binomi protagonisti in questo Gran Premio Roma è senza dubbio quello costituito da Frédéric Cottier e dal Sauro Flambossy, che sono riusciti a imporsi 3 volte nell'80, nell'82 e nell'84 nel Premio Roma. Gli ultimi 2 anni questo Premio Roma, Trofeo Renault, è stato vinto da 2 cavalieri francesi, da Pierre Durand con Japlou nel 1990 e l'anno scorso da Hervé Godignon su Akai Prince d'Iconville. Mentre Hervé Godignon è ancora in corsa per il successo in questa 60ª edizione del concorso ippico romano, Pierre Durand ha lasciato la ribalta commettendo 3 errori, 12 penalità con Narcotic. Dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio della seconda manche. I binomi entreranno in campo in ordine inverso rispetto a quanto hanno saputo fare nella prima. Il primo binomio a entrare in campo sarà quello composto da Fabrizio Ambrosetti per l'Italia sulle Gay White Gate. Roma, Renault, Clio, Baccarat. Il percorso originario aveva una lunghezza di 600 metri, la velocità di 400 metri al minuto, il tempo massimo era di 90 secondi, il tempo limite di 180, 13 ostacoli per 16 salti con una gabbia e una doppia gabbia. La seconda manche sarà disputata sugli ostacoli 11, 12, 9, 10, 5, sull'intera doppia gabbia, sul numero 7, sul 2, sul primo elemento della gabbia. La velocità è di 400 metri al minuto, la lunghezza del tracciato di 450 metri, il tempo massimo di 68 secondi, il tempo limite di 136 secondi. L'eventuale barrage sarà disputato sull'ostacolo numero 2, che è un passaggio di sentiero, sul numero 3, sul primo elemento di quella che era una gabbia, un altro largo. Piazza di Siena, 2 protagonisti nel mondo dell'equitazione italiana che Poi ci hanno lasciato. sul numero 6 Si tratta del il verticale e la triplice, quindi sul numero 9 un Oxer, sul 10 un altro dritto e poi sul numero 5 che è un passaggio di sentiero su siepe. Avremo modo comunque di conoscere da vicino il percorso ideato da Marcello Mastronardi grazie al primo concorrente Fabrizio Ambrosetti per l'Italia.
quanto riguarda le condizioni climatiche. La prima parte del pomeriggio ha registrato un sole tiepido, poi c'è stato qualche spruzzo di pioggia. Ormai qui a Roma abbiamo un clima, direi, all'inglese, è immancabile la presenza dell'acqua, d'altronde secondo tradizione. È un intervallo lunghissimo quello che ci propone l'organizzazione in questo momento. In effetti la competizione è cominciata alle ore 15, alle 17:30 si è conclusa la prima manche. Vi riepilogo i magnifici 14 della seconda manche: Hubert Bourdi, Arnaldo Bologni, Thomas Fuchs, Luis Astolfi, Rudolf Letter, Ludo Philipp Ayers, Michel Robert, Hervé Godignon, Stefano Cesaretto, Willy Melliger, Filippo Moyerson, Fabrizio Ambrosetti, Enrique Sarasola e Dirk Demersman. La medaglia di bronzo tra le squadre partecipanti a quelle Olimpiadi. E si trattava quasi di tutti i cavalieri romani, quasi tutti romani. Questi grandi Le due vittorie odierne certamente fanno piacere, anche se ottenute in categorie non certo irresistibili. Alla seconda manche del Gran Gianni Govoni si era già confermato in grandissima forma nei giorni precedenti anche in Coppa delle Nazioni. Ha fatto piacere il successo di Emilio Puricelli, che ieri in postazione con noi ha commentato simpaticamente la prova di potenza, una prova di potenza che Puricelli aveva vinto con Pentagon proprio qui a Roma. Purtroppo non è qui presente a Piazza di Siena con noi perché in questo momento malato, e dunque a lui vanno gli auguri di tutto il pubblico di Piazza di Siena e di tutti gli appassionati degli sport equestri italiani. L'applauso che abbiamo sentito era rivolto al cavalier Graziano Mancinelli, che non sta bene in questo periodo, è malato, non è qui al concorso ippico romano. A lui vanno naturalmente i nostri auguri. Vi ricordo, Graziano Mancinelli ha vinto il Gran Premio Roma nel 1972 in sella ad Ambassador, e nello stesso anno, con lo stesso cavallo grigio pomellato, Mancinelli era riuscito a vincere l'oro olimpico a Monaco. Mentre un'altra comunicazione di servizio, il signor Gianni Nicolè è atteso al tabellone. Ripeto, il signor Gianni Nicolè è atteso al tabellone. Grazie. Si va per le lunghe. Nei 4 giorni precedenti gli orari erano stati perfetti, evidentemente c'è stato qualche problema per sistemare gli ostacoli della seconda manche. Andiamo dunque a vederli. Con l'aiuto delle telecamere dell'Esterna 4 di Roma inviterei il regista Gambuti a soffermarsi sul campo ostacoli. Questa seconda manche si effettuerà con un ostacolo iniziale costituito dal muro Ponte Milvio, 1,60 m, poi si gira a mano destra per affrontare un largo, un passaggio di sentiero 1,53 x 1,70 m, quindi un largo 1,47 x 1,70 m, poi ancora un verticale di 3 barriere 1,60 m, il numero 5 è un passaggio di sentiero su siepe 1,52 x 1,60 m, si va al 6, la doppia gabbia che viene affrontata per intero. Il primo elemento, un verticale 1,60
1,50, poi la triplice 1,52 per 1,80, l'Ox di tavole e barriere 1,55 per 1,70, quindi il numero 7, un verticale di barriere 1,55, l'8, un altro dritto di tavole e barriere 1,5 metri, il primo elemento della gabbia, un passaggio di sentiero, e intanto è pronto Fabrizio Ambrosetti per dare inizio alla seconda manche del Gran Premio Roma Trofeo Renault. Nella prima manche Fabrizio Ambrosetti aveva commesso un errore, 4 penalità con Le Guay White Gate. Ambrosetti di Burso Arsizio, nato nel 69, nell'89 miglior italiano proprio con White Gate al campionato d'Europa. Ha già commesso un errore il cavaliere italiano. Bissato all'uscita della doppia gabbia. Si tratta di un tracciato, c'è un altro rifiuto intanto, si tratta di un tracciato abbastanza impegnativo soprattutto sulle diagonali. D'altronde vi ripeto che i percorsi netti sono stati soltanto 7 su 54 binomi visti all'opera. 12 penalità e mezzo intanto per Fabrizio Ambrosetti. Che ha un totale di 16,5. Ora tocca a un francese, vediamo inquadrato, Hubert Bourdi con San Patrignano Razia di Poncel. Una femmina dal mantello Baio nata nel 1983 di origine francese. Hubert Bourdi è nato nel 57, per la prima volta in Coppa nell'83. Ha lavorato a lungo con Michel Robert e Marcel Rosier, ha vinto i giochi del Mediterraneo nell'83, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Seul, ottavo individuale, nel 90 bronzo individuale, oro a squadre ai campionati del mondo di Stoccolma. Ha vinto un po' ovunque. Intanto rettifico il totale di Fabrizio Ambrosetti, sono 12 penalità e mezzo per Ambrosetti e per Le Guay White Gate. La numero 82, San Patrignano Razia di Poncel, parte con 8,5 nella seconda manche, 4 nella prima. Un errore nel primo percorso anche per il francese Hubert Bourdi. I francesi tengono molto alla vittoria nel Gran Premio Roma, come ci ha confermato il capo equipe Patrick Caron. Fanno affidamento soprattutto su Michel Robert con Nonix, su Hervé Godignon che monta Kidam de Revel.
In alto a sinistra vedete il numero 4 che si riferisce alle penalità collezionate dal cavaliere francese nella prima manche. Finora il binomio francese non aveva commesso errori, ora c'è stato un errore al verticale e 8 penalità cumulative per Hubert Bourdi. A destra vedete scorrere il tempo. Rimangono 8 le penalità totali per Hubert Bourdi, che si porta naturalmente al comando della classifica provvisoria. Adesso dovrebbe toccare allo svizzero Thomas Fuchs per la Svizzera in sella a Dilano. 4 penalità anche per questo castrone sauro di 10 anni di origine tedesca. Thomas Fuchs è nato nel 57, per la prima volta in coppa nel 76, una famiglia appassionata di sport equestri. In particolare il pubblico romano conosce il fratello Marcus, Thomas Fuchs, sposato con Renata, discreta amazzone, a lobby dello sci, come quasi tutti gli svizzeri del resto. Nella finale di Coppa del Mondo disputata recentemente in California ha ottenuto il 4° posto proprio con Dilano. Binomio di tutto rispetto dunque. Intanto l'orologio di Piazza di Siena ci ricorda che siamo intorno alle 6, dico intorno perché non mi pare di precisione svizzera, in omaggio al cavaliere elvetico. Le 18 sono passate da circa 5 minuti, qualcosa meno. C'è errore al terzo elemento della doppia gabbia. E conclude con 4 penalità nella seconda manche per un totale di 8. Thomas Fuchs con Dilano nel tempo di 59,02. Dilano nella seconda manche, totale delle penalità dopo le 2 manche 8, nel tempo della prima di 79,43. Ora toccherà un altro svizzero. Per il Belgio, Ludo Philippe in sella numero 112. No, tocca un belga, a Ludo Philippe Paers. Vedremo in seguito Rudolf Letter. Per il Belgio Ludo Philippe Paers su Optibeur Fidelgo. 4 penalità nella prima manche. Il Belgio ha concluso la Coppa delle Nazioni in 7ª posizione, alle spalle del Giappone che a sorpresa aveva dominato la prima manche di Coppa, commettendo un vero e proprio disastro al secondo giro, e devo dire che i binomi nipponici dopo quell'exploit non si erano più ripetuti. È stato lo sprazzo di un giorno. Per il Belgio Ludo Philippe su Optibeur Fidelgo.
quarto binomio in campo dei 14 previsti in questa seconda manche. Fin qui totale di 8 per Hubert Bourdi, di 8 per Thomas Fuchs, di 12,5 per Fabrizio Ambrosetti. Un errore anche per il cavaliere belga. Totale di 8 penalità per Ludo Philipp Aerts. 4 penalità nella seconda manche per Oliver Svidenko. E adesso è la volta dell'altro svizzero Rudolf Letter con Cartier secondo. 78 secondi e 48. Anch'egli 4 penalità nella prima manche. Rudolf Letter, nato nel 1953, ha partecipato per la prima volta a una Coppa delle Nazioni nell'89. Nel 91 ha partecipato agli europei di La Baule in Francia e nel suo curriculum c'è anche un piazzamento, un'ottava posizione nel Gran Premio di Helsinki, quest'anno quarto nel Gran Premio di Zurigo. Cartier secondo è un cavallo dal manto grigio di 11 anni di origine tedesca. Dopo Rudolf Letter vedremo all'opera ancora Enrique Sarasola per la Spagna e Filippo Moyerson con un bottino di 4 penalità nella prima manche, dopodiché sarà la volta dei 7 binomi che hanno concluso la prima fatica a percorso netto. Verticale di sole 3 barriere, 1,60 m, passaggio di sentiero su siepe, 1,52 per 1,60, la doppia gabbia, bene sul verticale, bene anche la triplice, 1,52 per 1,80, non c'è errore neppure sull'oxer di tavole e barriere, 1,55 per 1,70. E Rudolf Letter per il momento è l'unico cavaliere ad essersi migliorato nella seconda manche, oltretutto è il primo netto della seconda manche. Il totale per il cavaliere elvetico che si porta al comando della classifica provvisoria è di 4. Il regista Roberto Gambuti ci ripropone la grinta di Rudolf Letter, bella questa immagine rallentata al passaggio della doppia gabbia, mentre è già entrato in campo per la Spagna Enrique Sarasola su Garin. Sarasola è nato nel 63, vive abitualmente a Madrid, anche se passa molto del suo tempo in Olanda presso le scuderie di Henk Neuren, che è il capo equipe della formazione spagnola.
La difficoltà dell'ostacolo appena superato da Sarasola è data proprio dal fatto che le barriere di questo verticale sono soltanto 3. Non costituiscono dunque un ostacolo ben individuabile da parte del cavallo. È sempre netto comunque il percorso del binomio spagnolo. È il secondo netto della seconda manche, un totale per Sarasola di 4 penalità. Totale delle penalità dopo le 2 manche per Enrique Sarasola, 4 nel tempo della prima di 76. Dunque se nessuno riuscirà a far meglio di Rudolf Letter e di Enrique Sarasola, si andrà a un barrage, però è un'eventualità che ci sentiamo di escludere perché probabilmente qualcuno dei binomi senza errori nella prima manche riuscirà a ripetersi. Il triple sta enorme, molto grande. E Sarasola ha commentato il suo percorso dicendo, se ho sentito bene, che la doppia gabbia è molto impegnativa. D'altronde su qualche ostacolo la selezione si deve pur fare. In campo Filippo Moyerson per l'Italia con Loro Piana Duganò, 3 volte campione italiano della specialità. Filippo Moyerson, nato nel 1954. Una volta ha vinto gli assoluti con Adam, 2 volte proprio con Duganò, un cavallo con cui ormai ha un feeling notevolissimo. Filippo Moyerson nei giorni scorsi costretto a montare con un busto speciale per un problema reumatico, un colpo della strega. C'è errore al verticale di cui vi avevo parlato. Raddoppiate le penalità per Filippo che è atteso ora dalla doppia gabbia, ne esce indenne. E c'è un errore a un altro verticale. Oggi Duganò non va proprio d'accordo coi dritti. Vedete che invece il passaggio di sentiero è stato superato in bello stile. Il totale per Filippo Moyerson e per Duganò è di 12. Totale delle penalità dopo le 2 manche, 12. Filippo, un commento. E adesso cominciamo a vedere i cavalli e i cavalieri senza errori nella prima manche. Fin qui abbiamo visto i 7 con 4 penalità dopo la prima prova. Ricapitolo la situazione: con un totale di 4 abbiamo lo svizzero Rudolf Letter Cartier II e lo spagnolo Enrique Sarasola con Garin. Poi a 8 il francese Hubert Bourdi con San Patrignano Razia di Poncel, Thomas Fuchs per la Svizzera con Dilano, Ludo Philippert per il Belgio con October Fidelgo. 12 penalità totali per Filippo Moyerson, Loro Piana Duganò, 12,5 per Fabrizio Ambrosetti su Legge Whitegate. Ora in campo per l'Italia Arnaldo Bologni in sella Mokkaido, un cavallo intero dal mantello grigio, nato nel 78, di origine francese. Arnaldo Bologni è nato a Reggio Emilia nel 60, vive a Parma, è stato allievo di Uberto Lupinetti. Tra i suoi primi sponsor proprio l'appassionatissimo tenore Luciano Pavarotti.
nel 90 ha rappresentato l'Italia in Coppa delle Nazioni, proprio con Mokkaido ha ottenuto una medaglia di bronzo ai campionati assoluti nel 90. Arnaldo Bologni, percorso netto nella prima manche. Primo errore del binomio italiano, purtroppo immediatamente replicato. E conclude con 8 penalità e mezzo in totale. Mezza penalità per aver superato il tempo massimo, che vi ricordo è di 68 secondi, 69-62 il tempo totalizzato da Arnaldo Bologni. Dopo le due manche 8 nel tempo della prima di 89-48. Un commento anche di Arnaldo Bologni? No, penso che gli errori ho esagerato io a tenere di ascoltarti. Grazie. Ma adesso uno dei cavalieri più attesi, si tratta di Michel Robert, cavaliere del team Renault, nato nel 48, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Monaco nel 72 nella disciplina del completo. Per quanto riguarda il salto ostacoli, prima volta in Coppa nel 72, campione del mondo a squadre, bronzo individuale nell'82, bronzo a squadre nell'86. Ha partecipato a 5 edizioni dei campionati d'Europa, bronzo a squadre a Seul 88, 15 vittorie nei grandi premi, in cerca della 16ª con Nonix, un castrone baio nato nel 79, frutto di quel prodigo allevamento francese che tanto stimiamo. E per ora nessun cavaliere ha ottenuto un doppio percorso netto. Evidentemente Marcello Mastronardi ha voluto rendere impegnativo questo tracciato per misurare un po' il polso non solo ai francesi ma soprattutto ai cavalieri azzurri, che si sono comportati in modo lusinghiero in questa 60ª edizione. Un altro errore per Michel Robert, che non può più vincere il Gran Premio Roma. Conclude con 8 penalità nel tempo di 61-23. 8 le penalità per Nonix nella seconda manche, totale delle penalità dopo le due manche 8 nel tempo della prima di 85 secondi. Percorso netto nella prima manche, 2 errori nella seconda. Vediamo proprio la fase rallentata del passaggio alla doppia gabbia di Michel Robert, qui c'è errore. Gran Premio Roma 1991 per la Francia. Ancora un francese. Cerca il bis a seguire nel Gran Premio Roma, Hervé Godignon, vincitore lo scorso anno. Nel 1991 aveva montato alla perfezione Akai Prince di Conville, ci riprova con Kidam de Revel, un cavallo intero, uno stallone baio di 10 anni di origine francese. E a proposito di stalloni, vi ricordo
una pubblicazione che può risultare interessante per gli appassionati, a cura di Camillo Franchi Scarselli e Giovanni Mantegazzini, oltretutto illustrata da fotografie molto centrate. C'è un brivido al solito verticale. Si è salvato con grande classe questo saltatore che fa gola a tanti cavalieri, è uscito indenne anche dalla doppia gabbia, bene anche sul verticale seguente. Piega a mano destra Hervé Godignon per affrontare la parte conclusiva del percorso, ed è un percorso netto in 63:41. Dunque doppio zero per Hervé Godignon e per Akai Kidam de Revel. Zero le penalità del binomio francese. Per ora solo Hervé Godignon è riuscito a ottenere un doppio percorso netto. Qualificato per l'eventuale barrage. Ora tocca allo spagnolo Luis Astolfi in sella a Fino Laina. Luis Astolfi è nato nel 59. Anche egli lavora spesso in Olanda, ma è nato a Siviglia, è un avvocato e naturalmente per dedicarsi a tempo pieno ai cavalli ha dovuto un po' abbandonare la professione. Per la prima volta in Coppa nell'84 è stato a Los Angeles, 10° individuale, ha vinto il titolo assoluto in Spagna nell'84 e nel 91. Vediamo se Luis Astolfi andrà a tenere compagnia a Hervé Godignon nell'Olimpo di questo Gran Premio Roma. Questo è il cavallo del Comitato Olimpico e, se non sbaglio, è stato promesso al cavaliere spagnolo che lo avrà in regalo se otterrà con lui risultati soddisfacenti. Qui a Roma si sta disimpegnando veramente alla grande. Nel momento della verità, la doppia gabbia, non c'è errore. E però molto spesso l'ostacolo che segue una combinazione così impegnativa può costituire un'insidia notevole per i cavalieri. C'è errore da parte di Luis Astolfi, che conclude con un totale di 4 penalità. 4 penalità per Fino Laina nella seconda manche, totale delle penalità. Dunque dei 3 binomi a percorso netto nella prima manche che abbiamo già visto effettuare la seconda, Arnaldo Bologni 8,5, Luis Astolfi 4. Sono 4 veramente i binomi che hanno già completato la seconda fatica. Michel Robert 8, Hervé Godignon percorso netto, doppio percorso netto. Applausi per Stefano Cesaretto, per l'Italia in sella a Louis XIV. Cesaretto è nato a Brescia, ha rassicurato il proprio saltatore con una carezza.
Cesaretto ha vinto nel 90 la Coppa degli Assi ed è un sorvegliato speciale in prospettiva olimpica. Più di un brivido al largo, superato invece senza affanni il verticale. Ora un altro passaggio di sentiero, c'è errore, davvero sfortunato Cesaretto, infatti l'elemento di questo largo è stato appena sfiorato. Abbiamo visto altri concorrenti molto più fortunati anche nella giornata di oggi, mentre c'è un rifiuto ora al verticale e dopo la carota e il bastone. D'altronde qualche volta occorrono anche le maniere forti per far perdere cattive abitudini. Un errore, un rifiuto, 7 penalità per Stefano Cesaretto. C'è anche un'infrazione di tempo, dunque 12 penalità e mezzo per il binomio azzurro. I cavalieri che possono insidiare la vittoria a Hervé Godignon e a Quidam de Revel sono soltanto 2. Si tratta di Willy Melliger per la Svizzera su Moët Chandon quinta C e Dirk Demersman per il Belgio su Kenwood Edelbert. Lo ricordo ancora, Dirk Demersman splendido protagonista ieri insieme al nostro Bruno Scolari della spettacolare prova di potenza. Una prova di potenza che i due hanno vinto ex aequo, appaiati al quarto barrage. Penultimo binomio in gara. E vediamo proprio entrare in campo lo svizzero Willy Melliger, che ama moltissimo il concorso ippico romano. Si presenta all'appuntamento più importante con Moët Chandon quinta C, una femmina dal mantello baio di 10 anni di origine francese. Melliger è nato nel 1953, risiede a Neuendorf, ha l'hobby del nuoto, ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles, 2 presenze nei campionati del mondo, 5 finali di Coppa del Mondo. Quattro penalità, dunque c'è il primo errore anche per Willy Melliger e per Moët Chandon quinta C. Dunque soltanto Dirk Demersman può regalare al pubblico di Piazza di Siena il barrage, altrimenti avrà vinto Hervé Godignon. Quattro penalità nel tempo di 62,70, penalità totali naturalmente per Willy Melliger, per corso netto alla prima manche, un solo errore nella seconda. Per Moët Chandon quinta C, totale delle penalità dopo le 2 manche 4. Ed ora un momento tutto da godere in campo, ormai abituato a questi duelli vis-à-vis Dirk Demersman. Dopo la sfida di ieri con Bruno Scolari nella prova di potenza, ora il faccia a faccia con Hervé Godignon nel Gran Premio Roma. Dirk Demersman in sella Kenwood Edelbert. In caso di percorso netto barrage a 2, un solo errore e vince Hervé Godignon. Kenwood Edelbert è un castrone dal mantello sauro di 11 anni di origine belga. Demersman è nato nel 64, risiede a Lenden, secondo ai campionati europei Ponies nel 77, per la prima volta in Coppa nell'89. Seguiamo il percorso di Dirk Demersman.
in palio la vittoria nel Gran Premio Roma Trofeo Renault. Irrisoria la facilità con cui ha superato i primi due ostacoli. Hervé Godignon vince il Gran Premio Roma 1992. C'è un errore per Dirk Demersman, dunque la competizione finisce virtualmente qui. È giusto seguire ancora il percorso di Dirk Demersman, però ormai la vittoria non può sfuggire a Hervé Godignon con Akai Kidam de Revel. Lotta ancora per un piazzamento Demersman. Siamo in chiusura di collegamento, abbiamo ancora a disposizione qualche minuto. 4 penalità nel tempo di 62,50 per il cavaliere belga. Dunque la vittoria di Hervé Godignon è già certa, questa è la coppa che toccherà al vincitore. E dunque per il secondo anno consecutivo Hervé Godignon vince il Gran Premio Roma. Al vincitore andrà un trofeo consegnato da Thierry Dombreval, vicepresidente e direttore generale della Renault Italia. Ecco la classifica: Hervé Godignon al primo posto su Kidam de Revel, Enrique Sarasola per la Spagna in seconda posizione con Garant, Dirk Demersman per il Belgio, Ken van Edelbert al terzo posto, poi Willy Melliger, Moët Chandon, Quintassi al quarto posto. Si completa la classifica. È il quinto giorno di riprese televisive qui a Piazza di Siena. Io vorrei ringraziare Caterina Vagnozzi e l'ufficio stampa per la collaborazione, poi la squadra esterna 4 di Roma e il regista Roberto Gambuti, che hanno offerto immagini sempre valide, poi gli addetti al tabellone elettronico di Piazza di Siena, il cavaliere Italo Pinna, Tiziana Pinna, Luigi Felici, Nicoletta Barbasletti, e poi un ringraziamento particolare a Lucia Montanarella che mi ha aiutato in queste telecronache. E domani il concorso ippico romano perderà il suo connotato internazionale, ma il programma è abbastanza allettante, con la disputa della Coppa dei Giovani, il premio Pony Club italiano, il premio Enci e quindi il premio Unire. Intanto vi ricordo che il miglior italiano in questo Gran Premio Roma è stato Arnaldo Bologni con Mokkaido. Percorso netto nella prima manche, poi un totale di 8,5. È tempo di bilanci, direi bilanci positivi per la squadra italiana. Ancora una volta voglio rimarcare l'assenza di equipe fortissime come quella inglese e quella tedesca, ma va detto che si sono notati, si sono avvertiti i cenni di miglioramento all'interno dell'equipe azzurra. Vi ricordo ancora la vittoria di Guido Dominici nel premio delle Azalee, di Gianni Govoni nel premio Comune di Roma, poi ancora il successo di Jerry Smith nel premio Viminale, il bis di Guido Dominici nel trofeo Barbour, il terzo posto dignitoso alle spalle di Francia e Svizzera in Coppa delle Nazioni, poi la vittoria di Bruno Scolari nella categoria di potenza, ex aequo con Dirk Demersman, i successi di oggi di Emilio Puricelli nel premio Aventino, di Gianni Govoni nel premio Esquilino. E vi ricordo anche che il Gran Premio Roma è stato vinto da Hervé Godignon su Akai Kidam de Revel. Dunque, dopo la vittoria nel 1990 di Pierre Durand con Japlou, nel 91 dello stesso Hervé Godignon su Akai Prince di Conville, il terzo sigillo in 3 anni per i colori transalpini, ancora per merito di Hervé Godignon.
Siamo proprio in chiusura di collegamento, è il momento dei saluti come suggerisce quella bambina inquadrata dalle nostre telecamere. Si può ancora fare un balzo in avanti e dire che in prospettiva olimpica certamente è servito questo concorso ippico romano. Le tappe di avvicinamento a Barcellona 92 non sono state ancora fissate proprio nei dettagli, però è prevedibile una spedizione all'estero dei nostri cavalieri, precisamente a Lucerna, a Cappellen, ad Aquisgrana e a Dinar. Speriamo che nel corso di questi concorsi internazionali i nostri cavalieri riescano a migliorare ulteriormente il loro rendimento e che l'affiatamento fra cavalli e cavalieri italiani già a buon punto si perfezioni ulteriormente e speriamo in definitiva di riuscire a fare bella figura a Barcellona. Amici all'ascolto, è proprio tutto, termina qui la nostra serie di collegamenti per Piazza di Siena. Intanto mi avvertono dalla regia che abbiamo ancora 4 minuti a disposizione. Bene, allora io prego Lucia Montanarella di trovare qualche ospite per ingannare il tempo. Intanto possiamo seguire la cerimonia di premiazione del Gran Premio Roma. Un Gran Premio Roma che parla francese, d'altronde vi avevo già ricordato che l'equipe transalpina presentava una formazione piuttosto competitiva, se non la migliore. Gli obiettivi fissati dal capo equipe Patrick Caron sono stati raggiunti, infatti la squadra francese è andata a bersaglio nella Coppa delle Nazioni e ha centrato il Gran Premio Roma con Hervé Godignon. L'augurio è che il prossimo anno tornino a farci visita inglesi e francesi, perché diciamolo chiaramente, senza di loro la competizione perde un po' di fascino, anche se quest'anno abbiamo avuto modo di scoprire realtà piuttosto simpatiche come quella giapponese. Fra l'altro i giapponesi si erano detti molto sicuri di arrivare prima di noi nella classifica a squadre delle Olimpiadi. Noi naturalmente ci auguriamo il contrario. Ancora la cerimonia di premiazione per questo Gran Premio Roma che costituisce il fiore all'occhiello della 60ª edizione del concorso ippico romano. E fra i tanti auguri che abbiamo rivolto, naturalmente c'è quello che il concorso ippico di Roma non cambi sede. C'era stato un grido d'allarme da parte del presidente federale Mauro Checcoli, la difficoltà di organizzare un concorso ippico non avendo a disposizione una sede fissa. I costi sono sempre molto elevati, però va detto che con l'impegno e lo sforzo di tutti Roma deve riuscire a mantenere qui il suo concorso ippico, perché a detta di tutti gli addetti ai lavori si tratta di uno degli scenari più affascinanti nell'ambito dei concorsi ippici internazionali. Ancora un minuto al termine di questo collegamento. Il Gran Premio Roma ha visto una prova dignitosa da parte degli azzurri e vi ricordo ancora 4
italiani nella seconda manche sui 14 binomi qualificati. Intanto tanti sorrisi, tanti complimenti per Hervé Godignon, che vince per il secondo anno consecutivo la prova principe del concorso romano. Siamo veramente arrivati alla conclusione del nostro collegamento, non mi resta che salutare tutti gli amici.